Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Invito gli ultimi a accomodarsi, c'è qualche posto qua davanti, se qualcuno ha piacere qui di accomodarsi. Ecco, grazie veramente di cuore per un ventennale che è una data importante per la Fondazione Portoguaro Campus. Io prima di tutto per l'amicizia e il ruolo istituzionale e la gratitudine che abbiamo nei confronti del Sindaco, chiederei a Maria Teresa Senatore, Sindaco di Portogruaro e uno dei due enti fondatori della Fondazione Portoguaro Campus, di dire qualche parola di saluto. Prego. Buongiorno a tutti, io prima di portare i saluti permettetemi che faccia una cosa, quindi mi sposto e prendo un oggetto. Buona educazione vuole che quando c'è un compleanno si portino dei fiori al festeggiato, quindi questi sono delle rose da parte mia, alla Fondazione Portoguaro Campus, per il 20° compleanno, e noi siamo certi che di questi compleanni ne festeggeremo sicuramente altri 70, 80, 150, 200, chi più ne ha più ne metta. Dopo di questo, quindi, tanti auguri alla Fondazione Portoguaro Campus. Grazie. Vent'anni sono gli anni della giovinezza. Quindi io sono certa che oggi non parleremo, corretto? Non parliamo di passato, vero? No. Allora, non si parla del passato perché il passato è stato vissuto, è stato importante e ha consolidato questa realtà, ma abbiamo bisogno di parlare di futuro. L'università è il luogo dei giovani, è il luogo delle intelligenze fresche, delle intelligenze vive che hanno voglia di scoprire, è il luogo che ha bisogno di anche adulti che hanno voglia di scoprire, hanno voglia di sperimentare o hanno voglia di comunicare la loro voglia di scoperta ai giovani. Quindi io veramente porto i saluti dalla città intera di Portogruaro e l'augurio che questa giovinezza che vive oggi Fondazione Portogruaro Campus si consolidi in una giovinezza continua e che porti di anno in anno nuove idee, nuove occasioni di studio, nuove attività di formazione per i nostri giovani e perché questa fondazione diventi assolutamente attrattiva, importantissima non solo per il nostro territorio, ma attrattiva e importantissima per la Regione Veneto e no, già che ci siamo, allarghiamoci, già che ci siamo, Trieste è qui, quindi siamo tranquillissimi, ci farà pubblicità da quella parte, Venezia è qui, quindi ci farà pubblicità verso Turo Vigotto, Emilia Romagna, quindi io credo veramente che ci siano tutti i presupposti perché questa istituzione si consolidi e diventi sempre molto più importante. Tanti auguri. Grazie. A tutti noi. Ecco, oltre ai saluti dell'amministrazione comunale sono arrivati i graditi saluti dei due presidenti delle regioni, Luca Zaia e Deborah Serracchiani, e del vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia Bolzanello e dell'assessore alla cultura, l'istruzione della regione Veneto, la dottoressa Donazzan. Quindi grazie per dire l'ampio come dire, spettro geografico che apriamo, quindi sono molto graditi questi saluti. La serata si svolgerà in questo modo, un breve cenno di saluto da parte mia, doveroso come ospiti, da parte mia, del Presidente Aldo Maganza che è seduto qua sul tavolo e tutto il Consiglio d'amministrazione. E faremo vedere il breve video istituzionale che abbiamo preparato per l'occasione, poi daremo la parola ai due magnifici rettori di Trieste e di Venezia che ringrazio ancora di cuore per la partecipazione e ci parleranno di futuro, di giovani, credo che insomma argomenti ne abbiano tanti, e poi illustreremo brevemente i programmi scolastici per il prossimo anno accademico e i prossimi anni. Quindi grazie di nuovo a tutti per essere venuti, ai rettori, a tutti quanti e a tutti gli amici che sono qua. Un saluto particolare a Don Orioldo, che è l'altro ente fondatore della fondazione. Gli ho chiesto di parlare con la consueta discrezione, mi ha chiesto di no. Lo ringrazio di cuore perché io personalmente mi ha dato questa grande opportunità di seguire la Portoguaro Campus e devo dire è sempre una guida molto attenta e molto vigile e devo dire con una visione di lungo termine sulle cose.
Dicevo 20 anni sono un'età importante, come diceva il sindaco poco fa, non solo per gli anni, siamo al cospetto di università che hanno 100 anni, più di 100 anni, come nel caso di Ca' Foscari, però 20 anni sono importanti, un numero importante, quindi sta diventando quasi l'embrione di una tradizione la Portogruaro Campus, ma è importante anche per i valori che ci sono dietro, che qui cerchiamo di portare avanti, valori che mi piace in questa sede di ricordare brevemente perché sono un po' quelli che poi ci ispirano nella guida tutti i giorni. La Portogruaro Campus è nata negli anni 90 sull'entusiasmo per il decentramento delle sedi universitarie e poi però ha resistito la risacca che c'è stata negli anni successivi per ragioni prevalentemente finanziarie. Abbiamo resistito grazie, credo, alla qualità dei servizi, ai numeri che abbiamo. E abbiamo saputo resistere anche grazie a una formula vincente. Abbiamo alcuni valori. Il primo valore è la visione di lungo termine, quello che diciamo sempre. Noi lo dico a tutti i nostri interlocutori, ce ne sono alcuni che ho visto anche ieri, cerchiamo sempre di avere una visione di lungo termine come hanno avuto i fondatori di questa istituzione, guardando lontano. Spesso sacrifichiamo l'oggi a beneficio del domani. Visione di lungo termine significa avere rispetto per tutti quelli che vengono qua, professori, istituzioni, soprattutto gli studenti che sono il nostro valore, tutti i nostri interlocutori sanno che qui trovano un ambiente confortevole e soprattutto questa visione. Non è una cosa da poco, io faccio il lavoro manageriale da tanti anni e devo dire che questi valori spesso vengono declamati e molto più raramente applicati. In questo luogo, grazie ai due enti fondatori, questo avviene quotidianamente. Secondo valore, una specializzazione. Noi ci stiamo un po' specializzando nei servizi alla persona. Stiamo cercando di ricaratterizzare il nostro polo universitario in questo contesto. E i servizi alla persona intesi nella maniera più sofisticata, è una società che sta cambiando, una società sempre più articolata, molecolare, è una società liquida, come direbbe un noto sociologo, è una società molto difficile da affrontare. Noi qui cerchiamo di offrire in varie forme, modestamente, con le nostre forze, passo dopo passo, avendo coscienza dei nostri limiti, questi servizi alla persona più sofisticata. Quando ci etichettano alcuni, adesso molto meno, come sede secondaria, noi rispondiamo siamo una sede che vuole offrire servizi alla persona e in questo vorremmo specializzarsi. Il terzo valore è una formula vincente, è la partnership pubblico-privato. Negli anni 90 è stata una delle prime applicazioni queste qui. Guarda Paolo Anastasia che è stato tra gli artefici, alcuni legali che sono qui, amici, che hanno avuto questa idea. Oggi se ne parla sempre più spesso, noi abbiamo avuto questa idea. Anzi, loro hanno avuto questa idea nella Portogruaro Campus, fare questa fusione tra il pubblico, la solidità, la visione del pubblico e la capacità di agire del mondo privato. Anche questa è una formula che, ripeto, oggi è diventata d'attualità, allora non lo era così semplice, ma questa è la nostra forza e cerchiamo di applicarla il più possibile. Il quarto valore è l'efficienza. Efficienza significa non solo avere attenzione alle risorse, noi siamo un polo universitario che vive inevitabilmente con risorse pubbliche e private, ringraziamo tutti gli enti che ci sostengono, ma anche la BCC, la Banca del Veneto Orientale che ci sostiene, che è qui vicino, chi con le borse di studio, la Santo Stefano, la Fondazione Krupp, tutti i Friuli, tutti quelli che ci sostengono. Abbiamo bisogno di fondi pubblici, però quei fondi, pubblici e privati, quei fondi cerchiamo di spenderli con raziocinio. Significa non solo sprecare, ma anche guardare, impiegare le risorse nei settori laddove sono più produttivi, è quello che dicevo prima, cercando di farlo in questa maniera. Questa è una fondazione efficiente, c'è un consiglio d'amministrazione, mi escludo io da questa considerazione, ma ringrazio gli altri consiglieri che agisce in maniera assolutamente volontaria. Abbiamo 3 impiegati più uno distaccato dall'Università di Trieste e 2 lavorano part-time e gestiamo quasi 1 migliaio di studenti tra una cosa e un'altra. Io sfido a trovare riferimenti del genere con alcuni interlocutori, lo diciamo con un certo orgoglio perché questo è importante. C'è l'aiuto del Collegio Marconi, in particolare io vorrei ringraziare e un applauso a Roberto Girotto che devo dire... Ecco. Roberto mi guarda perplesso, ma veramente se non ci fosse lui. L'altra sera sono rimasto fermo in un treno, ho detto peccato che c'è Roberto perché probabilmente sarebbe riuscito a riparare anche quello, quindi grazie Roberto. Adesso. Quindi il sostegno del Collegio Marconi nelle varie forme è veramente importante.
Quarto valore è il senso della comunità. Lo dico qua vicino al sindaco, ex sindaco che vedo qua di fronte a me, tutte le istituzioni di Portogruaro. La Fondazione Campus è un valore per Portogruaro, ormai anche direi per tutto il Veneto orientale ovviamente, ma forse guardiamo un pochettino più là. È un rapporto che deve esprimersi con interazione positiva, dare e avere. Noi riceviamo molto dal territorio, dopo dirò due parole, cerchiamo di dare anche molto al territorio, quindi un'interazione che si deve veramente alimentare in maniera reciproca. Credo che questa potenzialità non sia ancora stata pienamente espressa e a questo stiamo pensando nelle linee strategiche di nostro sviluppo, proprio cercare di sfruttare al meglio queste interazioni tra il mondo nostro e il mondo della comunità. Il senso della comunità che è molto importante. Leggevo un bel libro di un giornalista americano, Thomas Friedman, qualche settimana fa, un libro, grazie per essere arrivato tardi. Il titolo è leggero, ma affronta con molta attenzione i temi di una società americana che è una società in crisi e rivolta a tutti noi. È proprio una delle ricette per affrontare le crisi climatiche, di migratorie difficili che il mondo si trova ad attraversare, il mondo più sviluppato, proprio il senso della comunità a riscoprirlo. Quindi noi ci siamo, vogliamo essere una componente fondamentale di questa comunità. Quindi grazie a chi ci sostiene da questo punto di vista. Ovviamente il polo universitario ha anche una funzione più ampia, dobbiamo formare dei giovani con il nostro taglio molto professionale, cercando di dare delle competenze spendibili sul mondo del lavoro. È finito il mondo delle certezze, credo che i rettori dopo ce ne parleranno in maniera più approfondita, più competente di quanto possa fare io. Mondo articolato, mondo molecolare come dicevo prima, mondo difficile, mondo molto selettivo, competitivo. Io per lavoro questi ultimi mesi ho dovuto viaggiare molto e mi rendo conto di quanto sia difficile affrontare le sfide competitive con gli altri paesi, quindi noi abbiamo questa grossa responsabilità. Che l'alta formazione, la formazione in generale, l'alta formazione sia in correlazione diretta con lo sviluppo economico e sociale di un paese, questa è una cosa che ha ricevuto ormai da decenni un'evidenza empirica amplissima. Noi qui cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo formando dei giovani, un mondo che sarà molto difficile, si parla di un futuro senza lavoro, con un lavoro difficile con le innovazioni tecnologiche. Noi cerchiamo di fare quello che possiamo proprio nell'ottica che dicevo prima dei servizi alla persona. E noi abbiamo alcuni vantaggi logistici indiscutibili che sono a nostro vantaggio, diciamo così, tornando alla terminologia che ho usato prima, un po' aziendalistica, competitivi. Siamo in ottima posizione, a cavallo di due regioni, anche questa è una vocazione. Offriamo servizi confortevoli, gli studenti vengono qui volentieri, ma questi valori da soli non sarebbero sufficienti se non ci fossero questi valori di sentimento che dicevo prima, a cui facevo riferimento prima, il dare qualcosa in cambio agli studenti. Le persone che vengono qui stanno volentieri con noi e quindi questo è un grande vantaggio. Abbiamo alcune specialità, il professor Connacchi e la professoressa Madriz sull'orientamento ai giovani, i tirocini che stanno diventando una caratteristica distintiva di questo polo. Io li ringrazio veramente per il lavoro con la Lisa Anes che stanno facendo, perché sta diventando veramente un elemento importante tra gli studenti che caratterizza ulteriormente questa capacità di dare qualcosa in più ai ragazzi. E poi siamo un centro di dibattito. Sembra banale dirlo, se ricordo gli incontri che abbiamo avuto nell'ultimo anno, abbiamo avuto meno di un anno fa il presidente dell'INPS Boeri, proprio in quest'aula, ricorderete, il dibattito diciamo così, le generazioni, un dibattito che quotidianamente vediamo sui giornali. Il rettore Fermeglia a inizio anno ci ha intrattenuto con una bellissima conferenza sui cambiamenti climatici e oggi tutti i giorni e sempre più purtroppo si legge di questi temi. E abbiamo avuto alcune settimane dopo il professor Nuccio Ordine che ci ha parlato dell'università non in azienda e qualche settimana dopo su Sole 24 Ore è cominciato un dibattito molto interessante proprio sull'università che non è in azienda, quindi vedete temi molto attuali. Ne approfitto per dire che a fine novembre sarà qui ospite il professor Sapelli che ci parlerà del nuovo ordine mondiale, un libro che ha scritto recentemente, quindi vedete cerchiamo di dare qualità al territorio. Se non ci fosse un polo universitario certi riferimenti, certi dibattiti interessanti non si potrebbero avere. Ecco, un breve sguardo al futuro, poi termino perché non voglio rubare altro tempo. Ecco, dicevo che 20 anni li portiamo con orgoglio, col senso di responsabilità. Le linee di sviluppo le abbiamo già tracciate prima, quindi centro specializzato nei servizi alla persona,
Vogliamo continuare a fornire servizi eccellenti agli studenti, e qua ringrazio anche tutti i collaboratori della campus che sono tutti qua, quindi grazie anche a loro, perché senza il loro contributo questo non sarebbe possibile. Ampliare l'offerta formativa. Alcuni discorsi li abbiamo già affrontati con il Rettore Fermeglia, abbiamo avuto 340 preiscritti al corso di Scienza dell'Educazione per 230 posti disponibili, quindi sono numeri importanti ed è un po' la nostra forza, e quindi qualcosa credo che in futuro faremo. Con Ca' Foscari è ripreso il rapporto, abbiamo lanciato il corso di Master in Innovazione Sociale e Strategica, i corsi di alta formazione abbiamo avuto qualche difficoltà, ma come ho detto ai collaboratori in questi ultimi giorni del Rettore Bugliesi, noi con perseveranza, resilienza arriveremo anche a questo scopo, e anche quei corsi li faremo in qualche maniera partire, perché ci crediamo e tutto il Polo ci crede. Anche qui troveremo la formula giusta. Tra poche settimane prenderà l'avvio il corso di Legami di corresponsabilità promosso sempre dall'Università di Trieste, il Master in fitoterapia. Abbiamo presentato poche settimane fa il corso Impresa Bene Comune per imprenditori in difficoltà. Ecco, le idee nuove, le iniziative, come vedete, non mancano, ne abbiamo parecchie, vorremmo che ce ne fossero sempre di più. Quindi gli amici che vogliono portarcele, noi siamo sempre benvenuti, nei limiti delle nostre forze lo facciamo volentieri. Ecco, un'ultima citazione, permettetevi. Cicerone nelle opere politiche faceva riferimento alle capacità, alle virtù nell'esercizio delle funzioni pubbliche, i precetti di una funzione pubblica che devono essere l'interesse collettivo, quindi questo vale per tutte le organizzazioni, sia essa un'azienda, qualsiasi organizzazione, fondazione, porre quindi l'interesse dei cittadini al di sopra del proprio interesse personale e avere cura dell'intero organismo che si ha sotto il proprio controllo, e questo cerchiamo di fare. Quindi questa sarà sempre nostra cura, che questi precetti vengano applicati con serietà, rigore e sempre. Quindi un grazie di cuore a chi ha costruito questa fondazione e che in futuro continuerà quest'opera. Grazie a tutti. Ecco, grazie per l'applauso, ma sono finito un po' col fiato. Grazie. Quando si parla col cuore le cose vengono sempre bene, quindi cerco sempre di farlo, non sempre si riesce, però cerco di farlo. Ecco, adesso proietteremo brevemente il nostro video che è istituzionale, perdonateci per così, ma insomma ringrazio per come è stato fatto, è la prima iniziativa, cerchiamo di essere anche un po' moderni, viene trasmessa questo evento in streaming, quindi di seguire un po' l'evoluzione dei tempi moderni, poi daremo la parola a due brevi testimonianze e poi la parola ai rettori che ci intratterranno sulle loro argomentazioni. Quindi adesso lanciamo il video e grazie. Tra pianura e mare, tra Veneto e Friuli, Portogruaro abbraccia tutte queste esperienze in un affascinante mix di storia e modernità. Proprio come il suo polo universitario. La Fondazione Portogruaro Campus, fondata nel 1997, è situata in pieno centro storico, quasi come una sintesi della ricchezza degli scenari che la compongono e la circondano. Il prestigioso complesso monumentale del Collegio Marconi, che ospita un polo universitario moderno e funzionale. Il polo universitario ha maturato eccellenze nella formazione e può contare su una posizione logistica strategica che garantisce uno studio confortevole, al passo con l'innovazione e aperto al mondo. Grazie alla collaborazione con università prestigiose, l'Università di Trieste e Ca' Foscari di Venezia, il polo universitario guarda al mondo, all'innovazione, non perdendo di vista i flussi che governano una formazione superiore, moderna e rivolta al futuro. Ho studiato qui al polo universitario di Portogruaro e fin da subito ho trovato un ambiente accogliente e familiare. Eccellente anche per quanto riguarda i servizi che offre. I corsi sono organizzati in maniera efficiente e indirizzati poi a trovare uno sbocco nel mondo del lavoro per gli studenti. Studiare a Portogruaro è un'esperienza completa e concreta, perché è fortemente legata al mondo del lavoro. I corsi sono declinati in maniera moderna, badando alla concretezza e alle necessità di una società evoluta. Non si insegnano soltanto discipline, si insegna anche il modo migliore per renderle efficaci ed applicabili. Gli studenti sono al centro dell'attenzione. Le aule ospitano dottorati di ricerca e sono fonti di sempre nuovi stimoli accademici. I tirocini sono occasione di esperienze umane e professionali
Sono Elisabetta Madriz, tutor di tirocinio del corso di studio in Scienze dell'Educazione. È un incarico che rivesto con molto piacere perché si tratta di accompagnare i nostri studenti ad acquisire una forma professionale, quindi mettendo nella pratica, nei contesti, nei servizi degli enti che sono accoglienti, quello che è stato il loro percorso di studi e quello che è l'apprendimento della dimensione teorica. Attualmente l'ufficio tirocini ha un versante innovativo, che è quello della ricerca, che si occupa di implementare nuove e buone pratiche rispetto al lavoro che possiamo fare con gli enti accoglienti. Oltre 2000 laureati hanno frequentato nel corso degli anni, numero che garantisce un rapporto diretto con i docenti e l'efficienza dei servizi. Frequento il secondo anno del corso di studio in Scienze dell'Educazione. Ho scelto di studiare a Portogruaro perché è una bella città, inoltre è vicino a casa ed è ben collegata con i trasporti. Ho scelto questo corso di studio perché mi permette di lavorare sia con bambini che con adulti e anziani. Inoltre mi dà una formazione completa. Il corso di laurea in Scienze dell'Educazione è un percorso approfondito che mira a costruire la figura dell'educatore con molteplici sbocchi nel mondo del lavoro. Dalla progettazione di attività educative extrascolastiche all'animazione culturale, prevenzione e recupero, gestione del tempo libero. Il corso guarda ai servizi alla persona, i servizi più necessari, ma anche quelli che richiedono cultura, sensibilità, attenzione. Collaboriamo con il corso di infermieristica dell'Università di Padova, che consente di conseguire l'abilitazione professionale per operare in Italia e in Europa, sia nel settore pubblico che in quello privato. Portogruaro Campus offre anche dei qualificati percorsi post lauream. Tra questi il master di primo livello in management dell'innovazione sociale strategica, il corso di perfezionamento in fitoterapia, corsi di alta formazione nel campo delle lingue moderne e del management. Il polo universitario offre una gamma di proposte volte a coprire le necessità educative, di cura, di sostegno di una società che cambia e cambierà in maniera ancora più evidente nel prossimo futuro. Abbiamo l'ambizione di diventare un centro di formazione nei servizi alla persona. Riteniamo che tali servizi debbano essere i più sofisticati. La sede di Portogruaro può sembrare una sede piccola, ma in realtà tutti i collegamenti con l'Ateneo principale, con l'Università di Trieste, sono assolutamente garantiti. Penso in particolare alle opportunità di studio all'estero come l'Erasmus, e poi c'è il valore aggiunto di una sede piccola che quindi rende il rapporto con docenti e tutor un rapporto certamente più semplice per i nostri studenti. Cos'è la Fondazione Portogruaro Campus? Un polo universitario con 20 anni di storia di cui siamo davvero orgogliosi. Siamo anche umili perché sappiamo che la formazione universitaria è selettiva e impegnativa, ma la collaborazione con prestigiosi istituti universitari ci permette di guardare con serenità al futuro. Qui offriamo servizi di qualità, un'offerta formativa diversificata e guardiamo soprattutto alle persone in maniera tale che si sentano in un ambiente confortevole e accogliente. Tutto questo è Portogruaro Campus. Studiare qui è scegliere l'eccellenza per il proprio futuro. Ecco, adesso due saluti doverosi all'Hotel Oquaia, che avevo dimenticato. L'Onore Oldo giustamente mi ha tirato le orecchie perché è stato all'inizio uno degli artefici di questa iniziativa, e anche l'amico Stanchina, che so che ha avuto un ruolo importante all'inizio di questa avventura. Quindi so che lavorate assieme, quindi va benissimo a tutti quelli che hanno collaborato. Adesso inviterei brevemente, per una brevissima testimonianza, la Giulia Flaborea, che vedo lì, che avete visto già nel video, grazie per venire qui per una breve testimonianza, e Paolo Anastasia, venite assieme come ex amministratore che mi ha lasciato questo ruolo, ma devo dire a lui la parola anche doverosa perché è stato tanti anni. Ecco qua, a voi una breve testimonianza. Prego Giulia, venite, prego qua, prego. Paolo, vieni pure anche tu, dai. Paolo, vai. Prego Giulia. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio gli organizzatori di questo evento per avermi invitato e coinvolto ovviamente in questa festa. Mi è stato chiesto appunto di riportare la mia esperienza qui alla Fondazione Campus, e ho
deciso, diciamo, di iniziare un po' dal principio, cioè dalla scelta del perché ho scelto di studiare qua a Portogruaro. Perché anch'io a 19 anni, come forse tutti gli studenti, ambivo forse a studiare magari fuori casa piuttosto che scegliere anche una facoltà che godesse anche di una fama buona per l'indirizzo di studi che avevo scelto. Alla fine però scusate, sono un attimo anche un po' emozionata, mi sono informata sulla fondazione e ho deciso di iscrivermi appunto qua a Portogruaro e sono passati quasi 9 anni da quando sono entrata qui in fondazione, mi sono laureata, adesso faccio praticamente il lavoro che avevo sempre sognato di fare, per la quale ho studiato e devo dire la verità che col senno di poi, se tornassi indietro, forse rifarei sicuramente la stessa scelta, proprio perché ho trovato intanto un ambiente come se fossi stata a casa, perché io sono comunque di Portogruaro e mi è sembrato quasi di continuare gli studi liceali qua a Porto, ho trovato proprio una famiglia. Anche la segreteria, io ho trovato un servizio eccellente, sempre disponibile, per di più anche la segreteria era qua nel polo, nel campus, per cui non c'era questo anche diciamo forse un problema, possiamo chiamarlo, come nelle facoltà o nelle sedi distaccate in queste grandi città, che magari la segreteria o comunque se hai bisogno di qualche informazione devi uscire dalla sede distaccata dove stai seguendo i corsi. Oltre a questo ho trovato anche dei rapporti eccellenti con i docenti, proprio perché le classi contenevano un numero più contenuto di studenti, e anche il rapporto umano che si creava era un rapporto diverso rispetto appunto a classi che possono contenere centinaia di persone. Servizio mensa, servizio spazi dedicati allo studente per studiare erano anche in qualche modo tutti quanti efficienti e sempre disponibili, perché appunto con il giardino, con le aule studio, con le aule informatica ho trovato sempre un servizio eccellente. Cos'altro dire? Posso solamente dire che campus di questo tipo, con anche organizzazioni comunali alle spalle che sostengono queste attività, devono essere secondo me delle nicchie da quasi preservare e incentivare, perché portano anche prestigio sia al paese che anche al territorio un po' limitrofo. Basta. Buonasera a tutti. Mi sembra perfino di rubare, non so, la scena a qualcun altro. Se Don Orioldo ha pensato bene di non parlare. Dico questo perché anch'io, come dottor Forliti, sono stato indicato come amministratore delegato su indicazione della Fondazione Collegio Marconi. Perché? Fin dall'inizio così funzionava e mi pare continua a funzionare ancora, in una logica di accordo tra la Fondazione Collegio Marconi e Amministrazione Comunale di Portogruaro, per cui l'amministratore delegato è di nomina, di indicazione della Fondazione Collegio Marconi e il presidente è su indicazione, di nomina dell'Amministrazione Comunale di Fossalta. Di Portogruaro, scusate, ho anche le mie origini. Quando Don Orioldo nel 2002 mi ha chiesto se volevo assumere questo tipo di incarico, io gli ho detto va bene, mi stupisce, sai, quando si ricevono proposte che fino al giorno prima non si sarebbero mai pensate, chiaramente si rimane un po' stupiti. Bene, io ricordo comunque con precisione che su indicazione di Don Orioldo, esattamente il 28 di agosto del 2002, io ho avuto un colloquio col precedente
amministratore, col quale mi pareva giusto dire, insomma, scambiamoci delle opinioni, dimmi come sta andando, che indicazioni mi dai, insomma. No? E questa persona mi ha detto, guarda, io lascio perché ho anche altri, diciamo, obiettivi personali, ritornava concretamente nel mondo della scuola da cui proveniva. Però ti dirò anche che mi pare che sta esperienza, se non è già conclusa, stia per concludersi per 3.000 problemi che c'erano. Bene, ho detto, allora io accetto, no? Allora io accetto. Con questo impianto per cui, insomma, facile accettare le sfide, insomma, se uno va a giocare col Barcellona è abbastanza probabile che possa vincere anche un campionato, qualcosa, insomma, la capacità deve essere andare a giocare col Crotone, con le squadre un po' più complicate. Da lì in poi io ho avuto sempre l'impressione di partecipare a una grande corsa, chiamiamola maratona, chiamiamola maratonina, insomma, comunque una grande corsa, perché è stata una grande corsa tutti questi anni, che però non era una corsa per cui tu facevi l'andatura, decidevi la tua corsa e ti adattavi alle tue, diciamo, energie. In realtà era una corsa che doveva sempre e comunque adeguarsi un po' alle novità che intervenivano da fuori, per cui era una sorta di corsa a scatti. A volte scatti in avanti, a volte scatti indietro, perché ricordo con sempre grande precisione tutto quello che poi accadeva fuori di noi intendo come Fondazione Portogruaro Campus, cioè quello che accadeva nel mondo dell'università, che non mi pare sia stato di poco conto, che ne so, dal 2000 al 2002 ai giorni nostri, no? Per cui prima, diciamo, c'era il corso di educazione quadriennale, poi è arrivato il triennale, poi è arrivata scienza della formazione primaria, poi è arrivato, prima è arrivata infermieristica, poi è arrivata Ca' Foscari con economia aziendale, nel frattempo sono arrivati master universitari, che ricordo, cooperazione con l'area dell'Europa balcanica e centro-orientale, ricordo ancora un master in logistica, poi i master che sono stati citati qui e che sono ancora ben collocati nel nostro territorio. Ecco, questa continua corsa a scatti, e vado alla conclusione, che ci faceva o mi faceva sempre pensare, ma siamo bravi o cerchiamo, insomma, di adeguarci a proposte che ci vengono fatte dall'esterno? Io credo che oggi si possa tranquillamente dire che la Fondazione Portogruaro Campus, i soci fondatori che ancora la sostengono, siano stati bravi, per tutte le ragioni che avete sentito qui. Un ultimo pensiero. Io ho sempre pensato che in questa aula, in questa sala, in questa biblioteca, è avvenuto qualcosa che avviene in altre città italiane, cioè nelle sedi delle università. Cioè in questa aula non so quante coppie di genitori hanno vissuto un momento di grande emozione perché i loro figli e le loro figlie hanno presentato, discusso la tesi, che è una pratica ancora, mi pare, in corso qui, e ne hanno sentito la proclamazione come dottori. Ecco, io credo che questo sia sempre stato e lo debba essere ancora per il futuro un grandissimo momento sia di emozione, e se ci è consentito, parlo da genitore, perché non avere anche emozioni, insomma. E io credo che il territorio della città di Portogruaro abbia dato questa emozione a moltissime persone del nostro territorio e anche fuori del nostro territorio, ma al di là dell'emozione, secondo me, quando, e lo dico perché ho partecipato da genitore, insomma, quando tu vedi tuo figlio o tua figlia che illustra delle cose di cui tu non capisci niente, magari in un modo letterariamente o anche linguisticamente ormai diverso da quello che sappiamo noi,
A me è scattato un meccanismo che ritengo che in un'aula universitaria, in una sede di discussione di laurea possa scattare, è che mio figlio e mia figlia è migliore di me. E questo messaggio che il mondo universitario potrebbe, credo, continuare a dare, è un bel messaggio per il quale vale la pena tutti quanti certamente continuare a dedicarsi. Grazie. Ecco, adesso la parola ai rettori, lascio a voi l'ordine con cui, come preferite? Ordine alfabetico, così non sbagliamo. Insomma, ecco, Rettore Bugliesi, che io ho visto l'altra settimana a Venezia, grazie ancora e come le dicevo prima stiamo qua e con perseveranza raggiungeremo gli obiettivi, con fatica. Tra 20 anni vorremmo festeggiare anche con Ca' Foscari come facciamo adesso, essere ancora qua. Speriamo di essere qua, ma io tra 20 anni non sarò più in ruolo. Mi sto vicino qua così... No. Ah, c'hai un... Gli ingegneri sono organizzati. Allora io avevo visto le presentazioni del mio collega Maurizio in anteprima e avevo visto che la sua presentazione copre tutto quello che avrei potuto dire in termini di trasformazione digitale. Io posso parlare di due cose con competenza, la digitalizzazione in quanto computer science e la decarbonizzazione, i cambiamenti climatici in quanto ex direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, da cui per osmosi ho imparato una serie di cose. Allora ho pensato, per essere un po' complementare, di parlare abbastanza degli stessi temi, però diciamo visto da un punto di vista non così sociale o sistemico, ma in termini di che cosa possiamo fare come sistema universitario per accompagnare quel processo. E mi sembrava importante farlo in questi termini anche per segnare un po' un possibile modo in cui Ca' Foscari potrà intervenire nei processi della formazione qui e nei processi di sviluppo del territorio di quest'area. Grazie per l'invito, è un piacere, è un onore per Ca' Foscari partecipare a questa avventura e lo sarà in futuro, anche proseguendo nelle direzioni sui programmi che abbiamo già attivato e magari attivandone qualcuno nelle direzioni che vi vado a illustrare. Quindi diciamo, quello di cui parlo sono cosa abbiamo fatto e cosa facciamo e cosa andremo a fare diciamo, per intervenire nei processi che sono riconducibili alla trasformazione digitale, le cui conseguenze poi verranno illustrate in modo approfondito da Maurizio Fermeglia. Come lo facciamo, come accompagniamo quei processi nella formazione, nel rapporto con le istituzioni e con le imprese. Sono un po' di pillole, perché chiaramente un'università come la nostra, come le università italiane, di cui posso dire sono molto grato, in merito alle quali sono grato per le parole che ho appena sentito e che non sentiamo sempre purtroppo, sul ruolo che noi abbiamo come istituzioni, e sono d'accordo che il nostro compito è formare gente che è più brava di noi, e succede, e ne siamo felici. Quello che facciamo insomma, in questi tre ambiti. Vado al punto. Una delle cose che io in quanto insomma, scienziato dell'informazione ho attivato, ho perseguito negli anni è il tentativo di rinnovare la formazione che noi facciamo non agli informatici o non nel campo specifico, ma la formazione digitale che proponiamo ai nostri studenti. Esiste una cosa che lo sa bene chiunque attraversi il programma della programmazione universitaria, le abilità informatiche sono un'esigenza, un pezzo di formazione che si dà a tutti gli studenti dei vari percorsi formativi. Diciamo, quello che abbiamo tentato di fare con questo progetto, che è un progetto di
di alfabetizzazione, ma diciamo, di competenze digitali più che di abilità informatiche. Dalle abilità insomma, siamo elevati alle competenze. È un progetto di, come lo chiamiamo, digital literacy e computational thinking, e sono i processi che stanno dietro l'azione mera di utilizzo dei dispositivi elettronici. Computational thinking significa riuscire a mettere, cioè a formare il pensiero in modo che sia utilizzabile algoritmicamente o da un device, da un dispositivo, e quindi formulare processi che in una modalità che sia direttamente eseguibile, ovvero sia si presti ad essere poi codificati in linguaggi e algoritmi che sono poi eseguibili. Questo processo è complesso, diciamo, ed è uno delle cose, degli aspetti, diciamo, del sapere, degli aspetti di competenza che spesso mancano in ambiti di formazione tipicamente sociale, delle scienze economiche, che hanno aspetti sia sociologici ma anche quantitativi e quindi computazionali, sia nelle scienze umane, dove il tipo di approccio è molto più spesso qualitativo, ma noi crediamo, e ormai è un sentire comune, che anche in quel campo il tipo di formazione e di ricerca deve evolvere, perché la lettura dei libri e delle fonti è un processo fondamentale, ma può evolvere in maniera molto significativa dalla capacità di chi studia i testi di utilizzare strumenti dove la lettura automatica e le connessioni che si possono fare, quindi la data science e l'analytics che si può raccogliere da un'analisi dei testi automatica, può portare un valore aggiunto facendo vedere connessioni che altrimenti non vengono attivate, non risultano. Quindi per fare questo è un processo molto complesso, cioè molto lento, va insediato, trasferito alle generazioni, perché è un processo che, diciamo, è difficile da recepire in età troppo avanzata, quando si struttura il pensiero, si strutturano le abitudini. I ragazzi però sono estremamente in grado di adeguarsi a questo e si entusiasmano. È molto più interessante sentire un corso per come, o ascoltare come si può attraversare il web, i siti web e raccogliere i dati per una ricerca, di quanto non lo sia imparare a fare i conti su Excel. L'approccio l'intenzione di questa iniziativa è di assumere che i ragazzi sanno fare Excel, e se non lo sanno fare lo imparano da soli, perché tutto sommato non è difficile. Invece proviamo a dargli una piattaforma per capire, per adeguarsi, per istruirsi a come si può pensare in modo computazionale e come da quel pensiero computazionale possiamo attivare applicazioni e interventi negli ambiti più diversi. Quindi l'informatica e la digitalizzazione al servizio delle altre discipline. Questo è un corso che quindi noi eroghiamo da quest'anno, dopo 2 anni di gestazione, in collaborazione con Khan Academy, che è una delle piattaforme aperte, open source, di alfabetizzazione, quindi digital literacy come la chiamano loro, e che passa attraverso percorsi che sono per l'appunto legati a competenze di pensiero computazionale. Un'altra innovazione che abbiamo portato avanti in modo molto sostenuto in questi anni è nell'intervenire nelle modalità didattiche per rendere la didattica, per complementare la didattica tradizionale con dei contesti, dei programmi dove facciamo prevalere un ruolo attivo per i ragazzi, quindi cercando di enfatizzare l'apprendimento rispetto all'insegnamento, no? Lo scopo della nostra avventura collettiva è quella di far apprendere i ragazzi, ovviamente insegnando, ma preoccupandoci di quanto hanno appreso più di quanto abbiamo insegnato, perché le due cose non sono la stessa. Per fare questo lo facciamo attivando questi laboratori che abbiamo chiamato di active learning, dove i ragazzi ricevono uno stimolo, un problema da risolvere, che è di natura larga, diciamo, interdisciplinare tipicamente, posto da imprese o da istituzioni, e li mettiamo al lavoro. Facciamo una selezione di ragazzi, 50-40 ragazzi delle lauree più avanzate, magistrali perché sono più formati, provenienti dagli ambiti vari della formazione, li raggruppiamo in team di 4-5 persone
e li mettiamo al lavoro insieme a nostri tutor che reclutiamo, insomma, delle aziende o le istituzioni che partecipano, a risolvere un problema. È un corso che dura quanto gli altri, 6 settimane di lavoro con le ore che assegniamo normalmente, alla fine però produce proposte di soluzioni alle istituzioni o alle aziende e fa maturare i ragazzi perché li fa sperimentare quello che hanno imparato e glielo fa rivisitare con un senso molto più critico che acquisiscono attraverso il dover applicare quelle idee su un caso di studio. Molto spesso genera anche un contatto con le imprese o con le istituzioni che poi porta all'assunzione. È un career day prolungato dove c'è un'interazione di lungo corso. È molto apprezzato anche in termini di formazione aziendale perché dalle interazioni con i ragazzi i funzionari che attraversano e frequentano i corsi crescono, così ci hanno detto, e infatti stiamo via via in contatto sempre più con la parte HR, Human Resources delle aziende, perché ci mandano i funzionari per partecipare in modo ai processi creativi che i ragazzi scatenano. Vabbè, questo poi l'ho già detto, vedete, è tutto molto, c'è una didattica molto diversa, non è in classe, non c'è una cattedra, non c'è una lavagna, oppure insomma, ci sono cose di questo genere che sono insomma, anche di notte, insomma, abbiamo momenti molto sociali in cui i ragazzi si appassionano. Queste sono un po' delle aziende che hanno partecipato ai nostri, cioè come per dargli stimoli, per creare quelli che si chiamano i challenges. Qui Ugo Rigori, questa è un'evoluzione di un programma che è nato tempo fa, adesso si chiama così, prima si chiamava Experier, e qua Ugo Rigori è uno che vi potrà dire, perché è uno dei tutors dei nostri docenti che lo ha co-ideato. Molto di questo avviene dentro il Dipartimento di Management, ma diciamo, coinvolgiamo sempre più, ci proviamo sempre di più a coinvolgere ragazzi che studiano lingue, che studiano storia, che studiano filosofia e li accompagniamo, mettiamo insieme a gente che studia informatica, scienze ambientali, chimica. Un altro tipo di formazione simile l'abbiamo fatto sulla cyber security, anche qui con lo stesso tema, questo è molto più centrale, molto più tecnico, però è altrettanto importante. La cyber security, come vi dirà il professor Fermeglia, è uno dei temi, lo sappiamo tutti, ma insomma, anche su questo cerchiamo di istruire i ragazzi sia insegnandogli le cose per fargli sperimentare con quello che si chiama white hacking o ethical hacking, quindi con tentativi, insomma, ponendogli problemi, cercando di fargli fare intrusioni nei sistemi a titolo formativo, in modo da scoprire i meccanismi di protezione attraverso un'esperienza che tenta di penetrare quelle protezioni. È molto istruttivo, molto divertente e infatti i ragazzi corrono a frotte su queste cose qua. Queste cose qui le facciamo anche nei nostri laboratori di orientamento dove coinvolgiamo i ragazzi delle superiori nelle stesse cose, insomma, sugli stessi temi è interessante. Una cosa che abbiamo fatto e che ha creato una certa eco questa cosa qua, con H-Farm, vado direttamente qua, qui abbiamo creato l'anno scorso un programma di laurea triennale di management della trasformazione digitale, si chiama Digital Management come sintesi, quello che vuole stimolare di nuovo una formazione su questi temi e stimolare quindi la formazione di una classe dirigente che è in grado di capire, chiaramente di essere esposta agli aspetti tecnici della trasformazione digitale, perché senza capire almeno l'essenza, il cuore del problema non si può gestirlo, però poi di superare la parte meramente tecnica e di invece formare le persone a prendere decisioni, sia in termini dei prodotti che si possono sviluppare attraverso le nuove tecnologie, sia in merito a come si possono trasformare i processi della produzione all'interno delle aziende. Da questo mondo, da questa trasformazione non sappiamo che cosa emergerà, non lo sappiamo predire, sappiamo che certe professioni si cancelleranno, ma sappiamo anche che se ne formeranno delle altre come nelle precedenti trasformazioni e rivoluzioni industriali. Da ciascuna di quelle trasformazioni il lavoro tipicamente è aumentato. Ora sembra che il lavoro vada a diminuire, in realtà si trasformerà e prevarrà un lavoro dove le competenze e la conoscenza prevale sulla manualità, ma non è detto, almeno io da informatico non do per scontato minimamente che l'automazione generi perdite di lavoro.
può essere istantaneo in questo periodo transitorio, ma non nel lungo termine. Bene, formare manager che capiscano questo è importante, sia a livello micro, ma sia a livello macro, bisogna capire anche i processi di trend generali. Lo facciamo in una partnership strutturata con HFAR, che penso qua si conosca, e anche lì l'idea è di compenetrare i processi della formazione standard con esperienze nelle imprese, e in quel caso sono le imprese che abitano l'ecosistema di HFAR. Con le istituzioni, questo è un piccolo bit, istituzioni intendo le istituzioni, così, la Regione Veneto in questo caso, abbiamo attivato un centro che cerca di trasferire la nostra esperienza quindi sull'innovazione digitale per i cittadini, la pubblica amministrazione e le imprese, coabitata appunto con la Regione Veneto, in questo caso che sponsorizza il centro. Questo ha varie linee progettuali su cui non mi dilungo. È importante, credo, sottolineare che la trasformazione digitale è tanto in grado di trasformare i contesti di impresa quanto lo è o lo dovrebbe essere per trasformare i contesti istituzionali. Qui penso che la sindaca potrà essere d'accordo sul potenziale e sulla difficoltà peraltro con cui questi processi si possono innestare, è vero, sia nelle aziende sia Exactly, il change management è uno degli elementi importanti, è uno dei temi di sviluppo di questa collaborazione. Abbiamo il Fab Lab, che è uno dove intercettiamo e anche qui ci mettiamo a servizio in qualche modo. Il Fab Lab è un'altra iniziativa finanziata dalla Regione Veneto, che ha questo scopo di creare un laboratorio dove formiamo anche ragazzi o diamo servizi alle imprese, formiamo funzionari di impresa, formiamo operatori di impresa nella fabbricazione digitale, che ha un potenziale di sviluppo molto importante nella prototipazione e nella gestione dei processi di trasformazione in questo campo. Con le imprese siamo uno dei nodi del costituendo, speriamo, competence center del Triveneto. Attendiamo, insomma, lì il tema che abbiamo scelto è molto in linea con le questioni che toccherà, i problemi che toccherà il professor Vermeglia, perché abbiamo scelto come consorzio di nuove università di intervenire su quelle che sono le tecnologie SMACT, che insomma sono in realtà, a parte il social e il mobile, ma il cuore di queste tecnologie sono i tre pallini più in alto, è l'internet delle cose, i sensori che diventeranno pervasivi, la necessità di fruire delle informazioni che questi sensori ci danno, e quindi dall'enorme quantità di dati che ci metteranno a disposizione, con metodi di analytics importanti e capacità computazionali che ogni singolo, che sono enormi e che derivano dalla capacità di mettere in rete nelle cloud i dati. E questo, poi dopodiché si scarica poi sul sociale, sulle app, sui social, che sono altri fornitori di dati di fatto, che ci permettono di analizzare, capire il sentiment, capire tante cose, e ci permettono anche, creano anche un sacco di problemi, a dirla tutta, no? Perché bisogna controllarli, perché il modo in cui si distribuiscono, per esempio, le informazioni sulle reti sociali stanno avendo un impatto significativo perfino ai noi sui processi democratici e di formazione dell'opinione. Quindi è un processo che, accanto alle tecnologie, avrà bisogno evidentemente di un grande ingresso o di una grande rivalutazione, diciamo, del ruolo delle scienze umane, delle scienze filosofiche, perché i filosofi hanno guidato il pensiero per secoli, per millenni, in qualche misura sembrano aver da un po' di tempo abbandonato per loro stessa ammissione l'intervento nell'umano incedere. È bene che tornino ad assisterci per guidarci, per governare le tecnologie che saranno lì a disposizione e vanno usate con cura. L'ho già detto. In ultimo, perché credo che più o meno il mio tempo sia una ventina di minuti che sto usando,
Come facciamo? Cerchiamo in modo costante un'interazione col mondo delle imprese, col mondo delle istituzioni, lo facciamo anche attraverso la nostra fondazione, la Fondazione Università Ca' Foscari, che è un ente strumentale della nostra università e che però per il suo status di ente privatistico ha una capacità di rapporto diversa, leggermente devo dire, più agile di quanto non sia un'università, leggermente perché non è una fondazione privata per sé, ma una fondazione universitaria che ha quindi un carattere pubblicistico, ma lo stesso, insomma, siamo in grado di agire in modo più efficace, più immediato nei rapporti. È un oggetto che ha a questo punto al suo attivo 27 persone, quindi insomma una forza significativa. Le attività di formazione executive di cui ci parlerà, che sono presenti qui, sono erogate tramite la fondazione, eseguite dalla fondazione. Cosa facciamo? Interveniamo nei processi di formazione executive e interveniamo nei processi di innovazione attraverso centri interni alla fondazione che fa da catalizzatore, insomma, da canale d'ingresso, da interfaccia per il mondo che ci circonda, e poi utilizza le competenze dell'università per svolgere e servire le richieste in una serie di ambiti che qui abbiamo rappresentato come 4 macro aree dell'innovazione digitale, sociale, strategica e nell'ambito dei beni culturali e delle tecnologie applicate agli stessi. Lo facciamo anche attraverso una serie di spin-off che sono delle società che sono il risultato di la concretizzazione di attività di ricerca in prodotti o aree di intervento, quindi di fornitura di servizi specifiche. E qui ho una lista che dà un po' un'idea di cosa un'università che non è un'università tecnologica per tradizione, perché Ca' Foscari è una università che è nata come università di economia, di commercio, si è evoluta con le lingue, con le culture, con lo studio delle scienze umane, filosofiche e poi alcuni elementi di tecnologie, scienze, informatiche, chimiche, ambientali, ma che in un mondo come quello di oggi è in grado di sintetizzare queste competenze a servizio di un'innovazione che non si fonda solo sull'aspetto tecnologico, ma anche su quello delle competenze economiche, nell'innovazione sociale e di processo, quindi non solo di prodotto, quindi sulle strategie e sull'interpretazione di quello che ci circonda. E quindi, vabbè, questa è la prima nostra spin-off che si occupa di computer vision e machine learning, è nata da un prodotto, da una collaborazione con Luxottica, ha sviluppato uno scanner tridimensionale da corto raggio con capacità, diciamo, di precisione, con velocità di esecuzione, di acquisizione di immagini e precisione superiore al mercato esistente. CryptoSense è una società di validazione di software per mettere in sicurezza i sistemi, copartecipata dall'IRIA in Francia e da una serie di altri attori e finanziatori francesi. Questo è un progetto, in realtà, è un progetto finanziato dal Ministero, ovvero un progetto che quando il Ministero avrà finalmente liberato i fondi sarà finanziato, un progetto di utilizzo di tecnologie digitali per fare home assisted living, come si dice, quindi per applicare medicina a distanza in buona sostanza, quindi medicina territoriale, abilitare un sistema di sanità territoriale e il suo monitoraggio attraverso tutti i dati che si possono raccogliere. Abbiamo un altro spin-off che mette insieme le nostre competenze digitali e quelle sulle lingue, sulla lingua dei segni per creare guide accessibili a persone con disabilità sensoriali, visive o uditive. Questa tra l'altro ha avuto un'altra sua derivazione rispetto alla mission iniziale, adesso fornisce servizi di traduzione a distanza attraverso una piattaforma digitale con un sistema, diciamo, di reclutamento on demand dei traduttori simultanei, evidentemente quindi permettendo
un sistema di traduzioni virtuale a distanza, sì, quindi senza presenza. Mettiamo a disposizione le nostre competenze nel lavoro, sulla sicurezza del lavoro, attraverso un sistema, questo spin-off che fa formazione su questi temi, molto importanti evidentemente. Sulle strategie, uno dei problemi del nostro territorio è capire come un modello che ha avuto il nostro territorio, il nord-est, che ha avuto il suo sviluppo attraverso la microimpresa, che però era un modello che ha funzionato in modo spettacolare, no? Negli anni del boom, che però oggi sconta una competizione su un mercato che è molto diverso e quindi ha necessità di adeguare le proprie strategie per riuscire a far convivere la tipicità della microimpresa e anche i suoi pregi, quindi la capacità di occupare mercati di nicchia con prodotti di eccellenza, ma la necessità di poi andare a interessare un mercato che non è più quello di una volta e che si va ad affrontare con strategie di comunicazione, di business e quant'altro che devono essere acquisite. Abbiamo tutti gli ambiti della sostenibilità, che è uno dei nostri ambiti così, di intervento statutari e complessivi, con di nuovo strategie. Il master è legato a questi temi, perché la dizione che diamo di sostenibilità è sia in ambito economico, sia in ambito ambientale, sia in ambito sociale. In questo caso è l'enfasi sul carbon management, nel caso del master che sviluppiamo qui si poggia di più sull'ambito, diciamo, del sociale imprenditoriale. Abbiamo analogamente un'attività in ambito ambientale, e questo caso in particolare è una spin-off che fa modelli di valutazione ambientale, di impatto ambientale. Aderiamo a progetti europei per la gestione delle energie rinnovabili e dei rifiuti, quindi dell'isolamento della plastica e la produzione di bioplastiche. E poi la nostra parte più tecnologica, le hard sciences, che si sviluppano anche qui in ambiti che sono legati alla produzione con processi puliti o processi green, quindi questo in caso di produzione di pelli, di concia di pelli senza utilizzo di materiali inquinanti, con enzimi e materiali biomateriali. Questa è un'altra iniziativa che ha lo stesso scopo di sviluppo di nanotecnologie ecocompatibili. Penso che dobbiamo farlo, è uno degli elementi importanti della nostra missione, anche trasferire il messaggio che insomma, le tecnologie sono importanti, vanno gestite e devono essere gestite sia dal punto di vista delle implicazioni sociali che hanno, anche dal punto di vista delle implicazioni sul nostro ambiente. Questo è quello che... Massimo, vado io? No, tranquillo. Sì. Buonasera a tutti, anche ovviamente da parte mia. Io ringrazio per l'invito, veramente mi fa sempre un enorme piacere venire in questa sala, in questa città, in questo luogo. Tanto inizierei, quando Massimo avrà finito di parlare col sindaco, con l'augurare buon compleanno. Mi ricorda quando ho fatto io 20 anni, c'era un evento molto importante che succedeva in quegli anni, era Annibale che passava le Alpi con gli elefanti, e quindi erano tutti concentrati su quella cosa lì e io ho dovuto bermi una birra da solo. Però, grazie per avermi fatto ricordare questo bel evento. Eravamo insieme? Ecco, adesso ricordo quando abbiamo bevuto. La famosa birra, non ero da solo. Ecco. Sì, come no, certo. Certo. C'era il canguro. Il canguro è arrivato dopo saltando. Vabbè, adesso cerco di essere anche qualche volta un po' serio. Ringrazio Michele perché ci ha dato un esempio
di un'università moderna, avete percepito come l'università sta cambiando, cioè il mondo sta cambiando e quindi di conseguenza l'università si adegua. E io non vi parlerò specificatamente di quello che fa la mia o la nostra università, ma cercherò di focalizzarmi su due argomenti un po' meta, che sono appunto quello che citava Michele prima, la decarbonizzazione e la digitalizzazione. Permettetemi però, perché poi proprio mi dimentico, di dire che se stiamo andando avanti, andiamo avanti perché c'è un fortissimo spirito di collaborazione che, va bene, in questo momento si estrinseca tra la collaborazione della Fondazione con l'Università di Trieste, la presenza di 2 rettori qui penso che sia una cosa importante, non so se è mai successo, probabilmente succederà di nuovo e succederà sempre di più, perché come ha detto Michele, noi lavoriamo come Veneto, Triveneto, no? per questi centri di competenza, lavoriamo come Regione Friuli Venezia Giulia, in un pool di 3 università in cui abbiamo attività didattica e attività di ricerca insieme, in comune. Diciamo che probabilmente nella regione Friuli Venezia Giulia siamo un pochino più fortunati di voi perché abbiamo dei finanziamenti che vanno sulle infrastrutture di ricerca e vabbè, ne approfittiamo, no? Però il messaggio che vorrei dare all'inizio, proprio perché non ce lo dimentichiamo, da soli probabilmente si corre veloci. Scusa Maurizio, dimmi. Siamo 2 rettori e una prorettrice vicania. È arrivata anche Tiziana, ciao. Ecco. Da soli probabilmente si corre veloci, ma insieme si arriva a destinazione. E noi è questo quello che stiamo cercando di fare. Stiamo cercando di lavorare insieme per arrivare dove dobbiamo arrivare. Ecco, veniamo un momento al tema che volevo affrontare, 10, 12 minuti e 13 forse, quindi non vi tedio più di tanto. Volevo parlarvi un po' del ruolo dell'alta formazione su 2 tematiche fondamentali, la digitalizzazione e la decarbonizzazione. Digitalizzazione, stiamo assistendo a una ennesima rivoluzione dell'industria. Voi dice, vabbè, ma l'università dovrebbe fare cultura? No, l'università deve fare una cultura, deve sfruttare la curiosità e la creatività dei nostri giovani per portarli sul territorio e per fare innovazione sul territorio. Innovazione a 360 gradi. Questo è quello che sta accadendo. Stiamo arrivando a una terza piattaforma in cui avremo di fronte billions di utenti, cioè miliardi di utenti e milioni di applicazioni. Tutto questo rivoluzionerà il modo di fare azienda, ma anche il modo di fare cultura, anche il modo di porsi nei confronti della comunicazione, anche il modo di porsi nei confronti dell'economia. Quindi una rivoluzione che non è solo industriale, una rivoluzione sociale. Ci sono alcune parole chiave riportate lì che si leggono forse in maniera un poco difficile, però stiamo parlando di stampa in 3D, parliamo di internet delle cose, di dialogo automatico da macchina a macchina. L'utente sparisce, ma non è per questo che passa in secondo piano, l'utente diventa addirittura ancora più importante. E questa è la rivoluzione, la cosiddetta rivoluzione industriale, la quarta rivoluzione industriale, l'Industry 4.0, che sostanzialmente porta una automazione intelligente all'interno dei nostri sistemi di produzione, qualunque essi siano. Ovviamente la cosa penetrerà molto di più e molto più velocemente nelle grosse aziende, nelle multinazionali, ma poi ce le ritroveremo dappertutto. E soprattutto ce le ritroveremo in quelle che sono le spin-off innovative, le start-up innovative, che hanno come destino quello di essere acquisite dalle grandi aziende, perché portano cosa? Portano idee nuove che sono generate dai nostri giovani. Questo ve lo presento, questo qui è Olli. Si chiama Olli. Questo è un autobus in plastica, stampato in 3D, c'è una stampante 3D, l'ha prodotto. Il motore, le parti del motore sono state stampate in 3D con una stampante specifica per metalli. È stato assemblato, non c'è un autista, è guidato da un software che si chiama Watson di IBM, non c'è l'autista. Il passeggero entra, dice dove deve andare, quando l'autobus è pieno parte. Io me la vedo un po' dura che questo oggetto qui giri al Cairo o a Napoli, ma magari fra 20 anni forse anche sì. Negli Stati Uniti funziona. Quindi questo è un po' il futuro.
Non dobbiamo spaventarci, dobbiamo semplicemente gestirlo, perché non è che possiamo fare a meno di arrivare a questo livello. E noi dobbiamo formare i nostri giovani, ma dobbiamo formare anche il nostro stato sociale e le nostre città per poter gestire una cosa del genere. E lo stiamo facendo assieme, proprio con Ca' Foscari, ma assieme ad altre 7 università, siamo noi 2, ma ce ne sono altre 7, che lavorano insieme proprio per gestire questo processo, il processo che porta, l'ha già detto prima molto bene Michele, a concentrarci su il cloud come collettore di dati, come dati che vengono collezionati da computer, da macchine che scambiano dati senza l'intervento umano e che poi vede l'intervento del business analytics, cioè dei strumenti analitici che cercano di trasformare dati, che di per sé sono aridi, in informazioni, che invece sono le cose che servono per il progresso culturale, scientifico, tecnologico e dell'innovazione nei nostri sistemi. C'è un'altra convergenza della quale vi ha anticipato Michele, ed è una convergenza che invece riguarda le scienze cognitive, che stanno convergendo insieme all'information technology e insieme alle biotecnologie e alle nanotecnologie in quello che viene chiamato l'NBIC, del quale sentiremo parlare moltissimo nel prossimo futuro. Cioè i mattoncini di Lego con i quali costruiremo le nostre tecnologie in futuro non saranno solamente i bit, cosa che stiamo facendo, o i byte, e gli atomi, cosa che stiamo facendo, ma ci saranno anche tutta la genomica e tutti i discorsi delle sinapsi che arriveranno insieme cercando di far convergere tutto questo. Questo non è futuro, questo è realtà. Si chiama Internet of Nanothings, l'internet delle nanocose. Qualche mese fa telefonavo ai miei amici negli Stati Uniti dicendo: sai che stiamo costruendo un centro di eccellenza sull'internet delle cose? Dall'altra parte del microfono del telefono mi dice: oh, that's old, it's gone. E dico: ma no, ma come? Ma facciamo una fatica impressionante per costruire una cosa che potrebbe essere all'avanguardia e tu mi dici che è andato? It's gone? Sì, è così. Perché quello che assisteremo sicuramente nel prossimo futuro sarà un grossissimo intervento in queste 2 grandi aree, nanocomunicazioni elettromagnetiche e comunicazioni molecolari. In realtà di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della possibilità che nano-oggetti o anche addirittura il nostro corpo umano, che da sempre emette dei segnali, basta pensare agli ormoni, cioè io ho una figlia di 21 anni, è evidente che quando entravo nella camera sua si sentivano degli odori che sono facilmente percepibili in significato. Lo stesso accadeva per mio figlio, naturalmente. Tutti questi sono cose naturali che devono essere percepite in qualche modo e maniera da cosa? Da una wearable technology, cioè da giacche, da borsette e scarpe per le signore, e che poi fungono da gateway per spedire queste enormi quantità di dati verso i big data, che è un po' quello che dicevi tu, no Michele, prima. Questo è l'Internet of Things, questo è l'Internet of Nanothings, perché di fatto i sensori diventeranno nanometrici e quindi c'è bisogno di grandissima cultura, c'è grandissima trasversalità per poter affrontare questo tipo di problemi, grandissima multidisciplinarità. E questo è un tema, la digitalizzazione. Il secondo è la decarbonizzazione. A me piace sempre citare, tu lo sai Massimo, questo punto di partenza. Se non l'avete mai visto, fate una googlata e andate a cercare The Global Risk Report 2017. È estremamente interessante, compilato dal World Economic Forum, e questo vi mette in evidenza quelli che sono le aree di maggiore rischio e di quello che può succedere in questi anni. Qui si legge molto male, qui si legge un po' meglio. Questi sono i rischi in termini di probabilità che qualcosa accada nel 2017 e questi sono l'impatto che se qualche cosa accade, no? Cosa vedete? Vedete che ci stiamo colorando di verde. Guardate anche negli anni, no? Come sono passati dal 2013 al 2017 sempre più verde. Sempre più verde cosa vuol dire? Vuol dire che i rischi ambientali stanno diventando veramente i rischi più seri dai quali dobbiamo stare molto molto attenti. I rischi nel 2017 in termini di impatto sono addirittura nei primi 5, ce ne sono ben 3.
Questi si collocano in questo bellissimo diagramma che riporta nell'asse delle Y l'impatto di un determinato rischio e nell'asse delle X la probabilità che questo accada. E se vado a vedere qua su in alto, questi sono rischi che hanno un forte impatto e una forte probabilità di accadere. Non dico che è quasi sicuro, però. E se vado a leggere quelle due cose vedo extreme weather events. Trump non sta andando nella direzione giusta, no, meglio non nella direzione di mitigare sta cosa, disastri naturali, migrazioni involontarie su larga scala e crisi dell'acqua. Queste sono cose delle quali noi dobbiamo avere contezza, perché possiamo anche filosofeggiare, però poi di fatto ci troviamo di fronte a questo tipo di problemi e questo tipo di problemi saranno sempre più importanti. Che cosa sta accadendo a valle di tutto questo fenomeno della digitalizzazione e della decarbonizzazione? Questo è un interessantissimo studio di alcuni colleghi statistici inglesi di qualche anno fa, ma ancora valido, che mi mostra come alcuni mestieri spariranno. Cioè questa è la probabilità di riduzione massiva di posti di lavoro entro il 2030. Ci sono delle buone notizie in questa slide. I telemarketers hanno il 99% di probabilità di sparire. Finiranno di romperci le scatole il sabato mattina alle 9 di mattina per cambiare carrier telefonico. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che questo verrà fatto da un robot. Quindi non c'è speranza, il nostro sabato mattina sarà sempre e comunque un disastro. Bene. Ma al di là di questo, quello che diceva Michele prima è esattamente, siamo in linea con tantissimi ragionamenti, io direi quasi tutti, ma vedete una cosa, cioè noi avremo sempre bisogno dei dentisti, perché nessuno di noi si farà mai mettere le mani in bocca da un robot. Abbiamo bisogno del clero perché il supporto spirituale ci sarà sempre, giusto? Ed è così, perché il robot non potrà fare il mestiere che fa un prete. Ma ha anche bisogno di ingegneri, poi scusatemi, ci ho messo anche l'ingegnere chimico perché io sono ingegnere chimico, però insomma ho preso a caso alcuni mestieri da un elenco molto molto più ampio di quello che è riportato lì. Ma al di là di questo, vedete che ci sono probabilità al 50% di sparizione dei tassisti, cioè tutti quelli che sono i mestieri ripetitivi saranno fatti da robot. Olli di prima è un esempio, mentre i mestieri ad alto contenuto di competenze, ad alto contenuto di, diciamo così, intellettuale, questi rimarranno. E quindi, scusate, ma dove dobbiamo concentrarci noi universitari? È evidente, non c'è risposta, cioè la risposta c'è ed è una, non c'è dubbio, là sotto. Esatto, se andassimo dietro ad alcune indicazioni del Ministero probabilmente faremmo questo. Comunque, qui c'è un esempio di mestieri nuovi che io non so che probabilità avranno di apparire. Forse posso essere più preciso in questa slide, in cui vedete che nei vari campi, mi scuso per l'inglese, nei vari campi a partire dal centro, andate via radialmente e trovate alcuni job, alcuni mestieri futuri che si possono concretizzare abbastanza vicini, now, 25 anni, in 50 anni. Se prendete quelle direzioni riuscite a capire. Per noi la sfida è impressionante perché qui si tratta di cambiare una struttura didattica che è lì da 30-40 anni in un mondo che cambia con una velocità che è spaventosa. Non abbiamo gli strumenti per farlo, non siamo flessibili abbastanza per poter seguire questa evoluzione. Comunque è molto molto interessante. Quello che è ancora più interessante, e qui di nuovo in linea con quanto dice Michele, è quello che ci dice il territorio, cioè ci dicono, guardate che questo è il World Economic Forum di nuovo, questo ci dice quali erano gli skill che venivano chiesti nel 2015 con quelli che verranno chiesti nel 2020. Se andate a vedere non c'è nessuna specialità nel dimensionamento, nella progettazione del tubo caldo. 2020, capacità di risolvere problemi complessi, pensiero critico, creatività, gestione di persone, per forza, perché il robot non serve a gestirlo, se lo si programma, il robot non deve essere gestito. Tutto questo mi dà il là per dire di nuovo quello che ha già detto Michele. Il ruolo delle scienze umane
e sociali diventerà estremamente importante per in qualsiasi settore e per qualsiasi cosa. E quello che noi dobbiamo puntare in realtà è che stiamo facendo con una fatica immane immensa, perché bisogna convincere tutti, e cercare di avvicinare scienza, tecnologia e società. Questi sono 3 oggetti che nel passato purtroppo sono stati soggetti, scusatemi amici letterati, soggetti ad una forza centrifuga. Ecco, adesso dobbiamo invertire la forza, il campo di forza e farla diventare centripeta. Quindi questi 3 devono convergere, perché solo convergendo, cioè mettendo la scienza, la tecnologia al servizio della società, riusciremo a risolvere i grandi problemi. E i grandi problemi sono dovuti, non più affrontabili con le discipline singole, perché sulle singole discipline noi moriremo. Gli accademici presenti in aula sanno benissimo che il male dell'università italiana si chiama settore scientifico disciplinare. Quello è il nostro male, perché il settore scientifico disciplinare genera centri di potere. Firenze, okay? Diritto tributario. Io, a nome di tutto la categoria dei professori universitari, mi scuso con voi per quello che hanno combinato. Mi scuso. Vorrei magari che anche a volte... Sono dei delinquenti, 3 volte delinquenti. Una volta perché hanno fatto qualcosa, un'altra volta perché pagheranno e la terza perché hanno rovinato una posizione dell'università che stava con tanta fatica venendo fuori da tanti anni di denigrazione. E adesso siamo tornati da capo. Per cosa? Vabbè, lasciamo stare. Ecco, il problema non è che noi potremo pensare di risolvere tutto concentrandoci su un'unica disciplina, perché le problematiche del mondo sono globali, sono trasversali, no? E quindi dobbiamo assolutamente aprirci, abituarci a ragionare in termini di multidisciplinarità, di interdisciplinarità, gestione. C'è bisogno di skills per riuscire a far dialogare le varie discipline, ma anche per capire qual è la ricaduta delle discipline sulla società. E torniamo di nuovo al triangolo di prima. Insomma, teniamo a mente che alcune tecnologie avranno nel XXI secolo la stessa importanza che petrolio, polimeri, semiconduttori hanno avuto nel XX secolo. E queste non sono quelle tecnologie, sono altre, quelle che più o meno vi ho detto. Ma le tecnologie non potranno mai essere da sole la soluzione dei problemi, perché se no, se non abbiamo chi ci guida verso la ricaduta sulla società, sbagliamo tutto. Quindi ben vengano le collaborazioni con il settore delle scienze umane e sociali e ben venga la multidisciplinarietà. Per sviluppare un territorio, e quindi la nostra sfida è lì, integrazione massima delle discipline, stretto partenariato, presenza di imprese innovative. E io penso che il Nord-Est, così come siamo strutturati e con il grande spirito di collaborazione che ci anima in questi anni, sia ben strutturato per fare questo. Ognuno di noi sta facendo il suo, ognuno nella sua specialità, con dialogo continuo in quest'ottica. Io sono un inguaribile ottimista. Penso che se andiamo avanti così abbiamo avenues davanti da percorrere, prive di ostacoli, perché li avremo rimossi. Tutto questo ha un costo? Probabilmente sì, tutto questo ha un costo, tutto questo costa, ma se pensate che l'educazione è costosa, basta provare l'ignoranza. Grazie. Ecco, grazie per l'intervento, come vedete ricchi di stimoli, non avevamo dubbi, però grazie al professor Bugliesi, al professor Fermeglia, veramente che prospettive ci aprono e, come dicevamo all'inizio, quante sfide impegnative abbiamo di fronte. Ecco, allora io adesso inviterei velocemente per illustrare i programmi della Portogruaro Campus, veniamo un po' in casa nostra, quello che facciamo con la nostra piccola modestia, passiamo da queste visioni del futuro, ma quello che costruiamo oggi lo facciamo proprio per affrontare quelle sfide. 2 rappresentanti, credo il professor Ugo Rigoni per Ca' Foscari, che prego venire qui, e
Matteo Cornacchia per Trieste, che ci illustrano, li chiedo brevemente perché siamo andati forse oltre i tempi, i programmi per il futuro. Prego. Come preferite, puoi cominciare anche tu, Ugo. Ecco, prima il professor Ugo Rigoni, che è responsabile della Challenge School. Come sapete abbiamo alcuni corsi di alta formazione organizzati da loro, adesso li illustrerà brevemente. Poi il professor Cornacchia per le attività numerose che facciamo con l'Università di Trieste. Chiedo a entrambi un po' di brevità, ma sono sicuro che saranno comprensivi. Al termine dell'evento avremo nel corridoio sulla destra un piccolo rinfresco molto veloce, quindi chi si vuole formare può benissimo stare qua. Ecco, il sindaco ci deve lasciare, la salutiamo. Grazie ancora Maria Teresa. Non fanno vedere la presentazione. Di quando è il PDF. Comincia, dai. Buonasera, abbiamo alcuni problemi con la connessione con lo schermo, il computer schermo. Io presento brevemente a questo punto, come si dice, a cappella, cioè senza la disponibilità dello schermo, quindi semplicemente illustrando l'attività di Ca' Foscari Challenge School. Ca' Foscari Challenge School è la scuola di Ca' Foscari che progetta ed eroga la formazione post lauream. La formazione post lauream è di due tipi: master universitari, quindi iniziative che producono il conferimento di un titolo accademico per persone già laureate. I master universitari che Ca' Foscari eroga sono sostanzialmente di due tipi, rivolti sia a neolaureati, che definiamo post lauream, e anche invece a persone che hanno già maturato delle competenze lavorative più strutturate, che definiamo invece executive. Abbiamo un numero elevato a Ca' Foscari di master sia post lauream che executive, più di 30. È interessante ricordare, come è stato detto prima da Massimo Forliti e poi dal Rettore, che siamo riusciti a attivare l'anno scorso qui a Portogruaro, a portare un master che originariamente era a Ca' Foscari, ma il master per l'innovazione sociale strategica, un master particolarmente interessante proprio perché si basa sui principi dell'economia, della nuova economia condivisa, la sharing economy, e sul principio che l'idea base che guida questo tipo di proposta è che l'innovazione non si fa solamente nei centri
tradizionalmente identificati per essa, cioè laboratori, centri di ricerca, ma diventa un'innovazione aperta che esce da questi luoghi tradizionali e entra quindi nella società, entra nel mondo delle imprese, entra nel mondo delle istituzioni, ed è della condivisione di tutto ciò che possono nascere nuove idee che permettono sostanzialmente anche di affrontare alcuni dei grandi problemi che sono stati ricordati anche dal rettore Fermeglia, cioè il problema della sostenibilità. Questo modello di sviluppo chiaramente com'è non è sostenibile, e quindi devono essere anche delle innovazioni sociali che propongono dei sistemi di business diversi da quelli che ci hanno portato fino a qui. Abbiamo terminato la prima edizione del Master qui a Portogruaro, stiamo attivando la seconda che dovrebbe partire, che partirà all'inizio del nuovo anno, del 2018. Siamo arrivati. Perfetto. Va bene, sì, ma ho questo. Perfetto. Siamo attivi in diverse aree, però non mi dilungo su tutte le aree su cui siamo particolarmente attivi, perché sono già state in parte ricordate dal nostro rettore, quindi non voglio ripetermi troppo. Accanto ai programmi master, quindi titoli universitari, abbiamo quello che viene chiamato lifelong learning. L'idea è che è sempre più necessaria la formazione continua e permanente delle persone. Su questo stiamo da anni lavorando e stiamo crescendo molto come numero di proposte e qualità delle proposte. Abbiamo più di 100 corsi attivi, che alcuni sono a catalogo, altri invece sono su commessa, alcuni sono molto mirati, altri sono più vasti per quanto riguarda il target, e quindi abbiamo sostanzialmente una potenza di proposizione e programmazione decisamente vasta ed in crescita. Veniamo infine, i target, come vi dicevo, i target sono molto ampi, passiamo da studenti e neolaureati a occupati, aziende, pubblica amministrazione, liberi professionisti, enti, istituzioni. E per quanto riguarda il lifelong learning, cioè quindi la formazione executive che non rilascia titoli, abbiamo progettato e proporremo per l'inizio del 2018 3 nuove iniziative. 2 sono legate ai temi uno della comunicazione e l'altro del team building, cioè del lavoro di gruppo. Sono 2 iniziative che mirano a fornire quelle che vengono chiamate competenze trasversali, che sono sempre più importanti, perché nell'elenco anche che era stato mostrato prima, questi temi non prettamente tecnici, ma che riguardano diversi tipi di situazioni di professioni, sono essenziali. Quindi proporremo queste 2 iniziative, pensate poi appositamente per la sede di Portogruaro, e infine abbiamo progettato e proporremo sempre per l'inizio del 2018 un'iniziativa sull'hospitality, quindi su nuovi modi di fornire servizi di ospitalità in ambito turistico, che riteniamo essere un aspetto particolarmente qualificante per una terra come la vostra, che si sviluppa lungo la dorsale della costa adriatica e che quindi attira flussi turistici importanti. Queste sono le iniziative a breve che abbiamo già calendarizzato, quindi la nuova edizione del Master in Innovazione Strategica, e queste 3 iniziative di executive, ma stiamo pensando, ne stiamo proponendo e progettando di nuove per la seconda parte del 2018. Vi ringrazio per l'attenzione e ricordo che comunque il tema fondamentale su cui ci muoviamo anche noi, che è quello sottolineato anche dal dottor Forliti, è quello dell'investimento nella comunità. Cioè sostanzialmente noi come Ca' Foscari siamo qui credendo nel fatto che valga la pena
in qualche modo diffondere la nostra presenza anche al di là del centro nevralgico che per noi chiaramente è Venezia e i dintorni immediati della nostra sede. Vi ringrazio e auguro a tutti una buona serata. In autonomia sì, grazie. Allora, buonasera anche da parte mia, Matteo Cornacchia del Dipartimento di Studi Umanistici. Una rapidissima fotografia dell'offerta formativa dell'Università di Trieste qui a Portogruaro, vista l'ora senza slide, va bene? Noi siamo impegnati qui a Portogruaro con un corso di laurea triennale, il corso di laurea in Scienze dell'Educazione, che possiamo tranquillamente definire il corso storico, perché insomma festeggiamo i 20 anni e 20 anni fa iniziamo proprio con Scienze dell'Educazione, allora quadriennale, quest'anno da adesso è triennale, da un po' di tempo è triennale. Abbiamo dei numeri importanti perché, come ricordava prima il dottor Forliti, per 220 posti disponibili quest'anno abbiamo avuto 343 preiscrizioni, quindi è un risultato particolarmente significativo per questa sede. Da qualche tempo a questa parte l'Università di Trieste è impegnata anche con il post lauream e in particolare adesso abbiamo qui attivati 3 corsi di perfezionamento. Il primo è il corso di perfezionamento in fitoterapia, quindi di area medica, e poi sempre legato al Dipartimento di Studi Umanistici abbiamo il corso di perfezionamento per amministratore di sostegno. E chiude questa offerta un corso di nuova attivazione, partirà proprio fra 2 settimane, anzi fra una settimana, la prossima esattamente, e mi piace ricordarlo perché è stato evocato più volte questa sera il tema della comunità, uno dei valori ricordati da Massimo Forliti della Fondazione Campus, ed è esattamente il corso di perfezionamento sullo sviluppo di comunità e sulla rigenerazione di beni comuni, e speriamo che possa essere benaugurante anche per i prossimi 20 anni della Fondazione. Grazie. Adesso ultimo atto, abbiamo la targa che ricorda i ventennali, poi inviterei i 2 rettori, il il presidente, vieni tu a scoprire la targa. Aldo, prego. Sì, il presidente. Dai, presidente. Ecco, io concludo, rinnovo di nuovo il grazie a tutti per aver partecipato a questo evento, grazie ai 2 rettori che ci hanno onorato con la loro presenza, grazie veramente di cuore a tutti, gli altri professori delle 2 università, credo che abbiamo gettato uno sguardo sul futuro, siate vicini proprio con quel senso di comunità che abbiamo detto all'inizio, che abbiamo ricordato più volte, perché ce n'è veramente bisogno di lavorare tutti assieme. Il mondo è diventato veramente impegnativo e solo tutti assieme si può vincere una sfida così importante. Grazie di nuovo, buonasera.